Oggi sono al centro storico, la famosa Spacca Napoli, per il terzo appuntamento e sono in attesa di Valerio. Mi chiamo Valerio e faccio l'avvocato. Spesso per la mia professione mi ritrovo giacca e cravatta e quando torno dal tribunale e vado allo studio, in una parte dello studio ho attrezzato una vera e propria cucina. Tolgo via la giacca e indosso il grembiule. E da lì divento chef in cravatta. Un personaggio che ama raccontare le proprie ricette con storia, poesia e fantasia. Eccoci qua. Oh, bello mio! Benvenuto. Come stai? Grazie, grazie. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Guarda, ti ho portato un bel regalo. Vieni. Grazie, bello mio. E il cornetto? A Napoli si dice un cornicello. Senti, bando alle ciance, ma dove mi porti a mangiare? Ti porto a mangiare da un amico mio, Antonio, alla Campagnola, sta qui vicino. No, vai, fammi strada, dai. Il centro storico di Napoli è il più grande d'Europa ed è la zona più turistica della città. È stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO nel 1995. Allora, è mezz'ora che camminiamo, ma quando si mangia? Siamo arrivati, guarda, goditi un po' la città, stiamo a Spacca Napoli. Bella, Una bella, città piena bella. di leggende, storia. Ma conosci la leggenda del Munacello? Sì, del frate fantasma. Il Munacello ti porta fortuna, Ah. Però, attenzione, gli stanchi partono dalle... Che mazziata. Eccoci qua. Oh, Valerio! caro amico Gaetano, mio. tutto bene? Tutto a posto, carissimo. Antonio? Ancora deve arrivare a breve. Ah, perfetto. Gaetano, ti ho portato questo amico mio da Roma. Mi raccomando, vuole mangiare bene come sempre. Piacere, Gaetano. Gaetano, dove ci possiamo accomodare? Solito posto. Ok. Vai tu. Io devo rubare 5 minuti del tempo tuo. però. Sono tutto per te, carissimo. Grazie, bello mio. Gaetano, la Campagnola dal 1947. E adesso mi devi raccontare la storia di sto locale. Vai. Questa nasce nel 47 come cantina di dopoguerra. Il nonno dava il vino agli avventori e loro si portavano da mangiare. Ogni tanto la nonna serviva qualche pietanza, uno primo, uno secondo, quello che trovava al mercato e consumavano da mangiare. Tipo le osterie romane. Bravissimo, la cultura era quella, dai. Ma se non so troppo indiscreto, centro di Napoli, tanti turisti a passare, ma non è che ci avete il menù turistico? Manuele, e mi fa pigliare collo, frate. Noi qua facciamo la storia, la tradizione. O soffritta, genovese, rauo, scarparella, pasta e patana, pasta e fasullo, polpetta casarz, braciolo, salsiccia e friariella, parmigiani e mulignani, fritture gamberi e calamari, baccalà, curonella, la paranzella fresca appena piscata, dolce, frutto e caffè. Mi presente la matriciana? Sì. Non la pensavo, che noi facciamo una lardiata che alla fine del mondo, frate. Adesso basta però, dopo che mi hai detto tutte queste cose me ne fai assaggiare tutte quante, che c'ho fame, eh? Ah, benissimo. Qua sai che si mangia buono? A genovese, o scarpariello, o ciurillo caricotto. Avvocato, che ci mangiamo i buon oggi? Gaetano, facci mangiare un po' di tradizione. Mentre stai parlando con Gaetano, ho scritto una poesia. La vuoi sentire? Sì. Allora, se tu incontri una figliola, non ci pensare voto, vieni te nella Campagnola. Questa trattoria antica, rindo fuori sta città, ha fatto innamorare gente di tutte età. Falla pro ciurilla caricotto, 3/4 vino, una cazzosa e una zuppa di carne cotta. Genovese, ragù, scarpariella. E mo, aisi della tavola che sia ancora più bella. Devi sapere che questa è una cantina rindo vasciatella. E mo, ascita mano in mano e datevi un vas rindo vicariella. Bravo, Piace? bravo, bene. Grazie. C'ho una fame, mamma mia. Sono abbastanza veloci, non ti preoccupare, ma fra poco... Ah, eccoci qua, iniziamo. Ciurillo ripieno, un parolo buttonata, proprio non sa bocca, lui friarillo. Ah, graziamo, graziamo.
Io comincerei da... Subito? Questo come si chiama? Uciuril caricotto. E mo, vediamo mo. Questo si mozzica così. Sì, si mangia così. Vuoi vedere? Ecco le esplosioni che ci piacciono. Questa roba, oh. No. Fatti pure questo, va. Questo è un puparolo imbuttonato. I peperoni ripieni. Io mi mangio tutto. Questo è pesce grassante. E sgrassiamo poi. Sgrassante. Quindi, mo col grassato che faccio? La ringrasso, no? E rimangio. E voglio perdermi dentro sti sapori. Ho sozzato tutto, però. Non valeva la pena. Eccoci qua ragazzoni, vi ho fatto una grande genovese e un scarpariella. Giusto due assaggini, E butta giù. Permetti, Dici. io mi ispira più quello, tu piate questo e io mi più questo. Vabbè, sei ospite, dai, va bene. Forza. È un'opera d'arte. Oh. Mamma mia. Sto zitto, me la assaporo e ogni boccone mi viene in mente che questa l'hanno mangiata papi, imperatori, attori, cantanti, nobildonne e anche ladroni. Questa è per te. Mangiate questa. Questa. Attentiamo. Intanto lo scarpariello te lo sai mangiare, questa è una scarpetta, non è uno scarpariello. Vabbè. Allora, come si fa? Dammi la ricetta, lo scarpariello. Semplicissimo. Padella, olio, cipolla tagliate a piccoli dadini, fai soffriggere, poi cali dei pomodorini tagliati, li fai belli appassire, ci metti un goccino di acqua di cottura, giusto per farli appassire, dopodiché cali la pasta al dente, Pomodoro, aglio o cipolla? cipolla, cali la pasta al dente, la fai un pochettino risottare, diciamo così, nel pomodoro, quasi a fine cottura ci aggiungi, anzi a fuoco spento proprio, ci aggiungi pecorino, parmigiano, basilico e peperoncino. Tutto a sentimento. Vai, tutto Ah, a grazie. sentimento. Ah, faccio. E ti consoli la vita tua. Allora, che ti pare? Sto piatto è il piatto di Cenerentola, è degno di una grande scarpetta, amico mio. Questi sapori mi portano lontano e li terrò sempre in mezzo al cuore. Baccalà fritto e surpetta al ragù. Oh, Spettacolo proprio. questo lo si mangia con le mani? Sì, 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 sì. E lo mangio con le mani. Buono. Frittura leggera. Pappette con ragù napoletano, capito? Son burro. Ui, com'è andata qua allora? Tutto bene? Vi Benissimo. porto qualche altra cosa ragazzi? No, sto scoppiando, mi fa sentire male. Una cosa sì però, portami il conto, però tagli a lui perché paga lui, sono ospite. Anzi, va, fate salutare, va. Ciao bello mio, grazie di tutto. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao bello. Ciao, ciao. Oh, la campagnola, tanta roba. E poi qua a genovese che te la metti in bocca, ti fa innamorare il palato e ti scende al cuore. Ciao belli mia!